Stavamo pure per più al quarto. L'applauso è dovuto a questa fantasmagorica squadra, bellissima squadra che all'ultima partita in casa del campionato ci dà questa fantastica prestazione. Che bello! Che bello! Che bellezza! Ma quanto è bello il gol di Lico Giannis! Bellissimo! Fantastico! Bellissimo. Ma quanto è bello fare entrare Nandez e poi non fare nemmeno un contropiede. Ma, ma è bellissimo. Non ho aggettivi per descrivere la genialità di questa mossa. Ma è bellissimo. Ma mai bello quanto andare sotto 2-0. In casa, l'ultima partita in casa, in cui tu ti stai lottando la permanenza in Serie A. E poi trovare il gol della vita. Bello, bellissimo il gol della vita. E poi comunque, dopo che hai fatto il gol della vita non è che poi fa tanto altro. Quindi decidi comunque di pascolare in campo, di stare lì a camminare, giustamente perché il manto erboso dell'ex Sardegna Arena e ora Unipol Domus è abbastanza soffice, quindi meglio camminarci sopra piuttosto che giocarci. È bello, è bello, è bellissimo, è bellissimo. Sì, sì, ok. Ok, non sinceramente io mi sono rotto il cazzo di incazzarmi per Cagliari, non me vade, fammi venire il sangue amaro ogni cazzo di volta, quindi la prendo con filosofia, mi ero anche scordato, cioè non ho nemmeno fatto caso al fatto, l'ho visto adesso, che sia entrato Pereiro in campo, non l'avevo visto. E... No, ma crediamoci, perché tanto anche se andiamo a vincere contro il Venezia e per puro caso la Salernitana non vince contro l'Udinese, noi rimaniamo in Serie A, c'è da esultare, mi raccomando, esultiamo se rimaniamo in Serie A, come se ce lo fossimo meritato. E con questo voglio intendere che nemmeno la Salernitana se l'è meritato di rimanere in Serie A, ma perlomeno ha dimostrato la volontà di rimanerci, cosa che il Cagliari non ha mai fatto. Noi non abbiamo mai fatto. Quindi, grazie. Grazie. Avete fatto spendere 50 euro a buffo a gente che fa i sacrifici. Bravi. Bravi, bravissimi. Bravissimi. Geni del male. Geni del male. E... Vabbè, che vedevo di? Cioè, che vi devo dire io? Cosa vi aspettate che dica? Cosa vi aspettate che dica? Io continuo a ribadire il fatto, ma voi pensavate che era il mister il problema? Che era Mazzarri, che era Semplici, che era Zenga, che era... Mettete qualsiasi nome di qualsiasi mister, intanto voglio vedere se... Perché tra l'altro se non mi sbaglio, l'unica cosa positiva di oggi è che io ho sentito un Giulini vaffanculo. O sbaglio? Ho sentito che partiva questo coro. L'unica cosa positiva di oggi. L'unica cosa positiva. Va bene. Va bene, no problem. No problem. No problem. Io... Boh. Però... crediamoci perché l'importante è che il Cagliari rimane in A e che anno dopo anno fa sempre più stagioni di merda, uno peggio dell'altra. Però il Cagliari deve rimanere in Serie A perché è la categoria che conta, eh. Quindi, quindi è quello che importa. Dobbiamo rimanere in Serie A, dobbiamo fare bene.
concludo, perché se no incomincerei a bestemmiare e non mi pare il caso.